A Conegliano seggi nuovamente in allestimento, necessario il secondo turno per eleggere il sindaco della città del Cima dopo che 15 giorni fa nessuno dei 6 candidati in corsa ha superato la soglia del 50% più uno dei consensi. Elettori di nuovo alle urne quindi per scegliere tra i due sfidanti che hanno raccolto il maggior numero di voti e ridare così a Conegliano un sindaco dopo un anno di commissariamento. Seggi aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, come già stato nel primo turno. Più volte i candidati hanno ribadito l'appello ad andare a votare. 2 settimane fa l'affluenza, giudicata da tutti bassa per un'elezione amministrativa, si è fermata al 53%. I coneglianesi hanno dunque la possibilità di rifarsi al ballottaggio. 28.266 gli aventi diritto chiamati alle urne nei 35 seggi allestiti in città. Lo spoglio delle schede inizierà lunedì alle 15 e Antena 3 seguirà con una diretta che prenderà avvio alle 14.30 l'andamento della competizione fino al risultato finale e all'elezione del nuovo sindaco di Conegliano. Appuntamento quindi lunedì su Antenna 3 alle 14.30 per la nuova diretta elettorale. Occhi puntati su Conegliano, ma anche sugli altri due centri veneti al ballottaggio, Este nel Padovano e Bovolone nel Veronese.